Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è una delle personalità più poliedriche, francamente, che mi è capitato di conoscere. Matteo Guidolin, sindaco di Riese Piodecimo, provincia di Treviso. Frontman del gruppo Los Masadores, gruppo musicale particolarmente amato dai giovani. Presidente, ed è qua il motivo primo della sua presenza, presidente dell'Ingorda Confraternita del Museto, che andrà a festa grande il 17 di gennaio. Poi naturalmente anche imprenditore, perché bisogna in qualche maniera portare a casa uno stipendio. No? Detto tutto ciò, torniamo a parlare del motivo principe, vale a dire l'Ingorda Confraternita del Museto e quindi il Museto. Innanzitutto, traduzione, Museto è cotechino? No, non esattamente. E buongiorno a tutti, buongiorno Fabrizio e grazie dell'invito. Il Museto non è propriamente il cotechino, sono due salumi simili, però fatti leggermente diversi. Il Museto parte da una composizione che, lo dice la parola stessa, col muso dell'animale, del maiale, poi vengono aggiunte soprattutto i muscoli degli stinchi e chiaramente la cotica, insomma, che dà la parte che noi chiamiamo, che peta, che appiccica, che è poi la cifra stilistica del salume, insomma, non è un affettato. C'è un locale a Mestre dove abito e c'è appunto scritto fuori il Museto che peta, qua trovate il Museto che peta. E allora garanzia di qualità, se sei di casa ancora meglio. Noi siamo partiti l'anno scorso con questa idea, siamo tutti amanti della buona cucina, della difesa della diversità dei prodotti locali, insomma, contro la massificazione, un po' quella che è la filosofia slow food, insomma, che è alla base. E un po' per scherzo, ad essere sinceri, siamo partiti con questa idea di creare una confraternita del Museto a Riese Piodecimo, dove ha sede la confraternita, ed è stato un successo, devo dire la verità, che ci ha un po' spiazzati, non ci aspettavamo un riscontro così forte. Ci ha fatto piacere chiaramente, ma abbiamo dovuto attrezzarci. Quest'anno replichiamo sempre giovedì 17 gennaio, che non è una data a caso, ma è il giorno di Sant'Antonio Abate, che è il patrono dei Norcini. Quindi era il giorno in cui, secondo la tradizione, non si doveva ammazzare nessun maiale, altrimenti la carne sarebbe andata a male, quindi questa è una tradizione popolare. Abbiamo scelto quella data proprio perché è una data significativa. Dalla prima esperienza l'anno scorso, il 17 gennaio 2018, abbiamo cercato anche di strutturarci, visto anche l'interesse che ci ha fatto piacere, quindi abbiamo anche la responsabilità di cercare di fare le cose con leggerezza ma non con superficialità. Abbiamo cercato di strutturare la confraternita, ci siamo iscritti alla Federazione Italiana delle Confraternite, dei Circoli Enogastronomici, che è la FICE, poi ce ne sono anche altri, noi abbiamo scelto quella là, che raccoglie circa 140-150 circoli enogastronomici in tutta Italia. Ci ha fatto scoprire un mondo di cui io, sinceramente, devo dire la verità, conoscevo un po', ma non così approfonditamente. Credo particolarmente presente nel Veneto, fra l'altro. In Veneto è molto presente, mi sembra ci siano 20 circoli, quindi presenza importante. Circoli uguale confraternite, uguale confraternite. Così, sì, confraternite, effettivamente sono confraternite con le quali collaboriamo anche, in particolare la confraternita del formaggio Piave, confraternita della soppressa di Bassano, confraternita del Raboso, solo per citarne alcune. Collaborate nei menù? Nei menù, ma anche nello scambio. Poi devo dire la verità, è un mondo molto bello perché ci sono eventi praticamente tutti i weekend. Mi piacerebbe poter avere più tempo per farlo, purtroppo al momento non mi è possibile, ma è veramente un mondo interessante, soprattutto fatto di persone che sono molto appassionate del territorio, perché poi cibo significa territorio, significa difesa del proprio territorio, ed è una cosa che a noi interessa particolarmente perché è un'espressione del territorio. Quando noi parliamo di Museto parliamo di un territorio, per questo ci fa piacere portarlo avanti, di una tradizione che è quella legata alla macellazione domestica del maiale, che dietro l'atto in sé per sé ha dietro tutta una cultura contadina di cui noi ci sentiamo far parte, che non vogliamo difendere in senso stretto,
quando si difende qualcosa è qualcosa che viene cristallizzato, vogliamo perpetrare, quindi vogliamo portare avanti, portando avanti si difende già, e questo io la vedo così. Ma ci sono ricette innovative sul musetto? Beh, Anzi, musetto con una T sola. Con una T sola. Ci sono anche ricette innovative, per esempio noi abbiamo fatto una cena di gala all'interno di un festival che abbiamo proposto a novembre a Riese, si chiama Porco Mondo. Sui generis. Un festival sui generis sul mondo del maiale, e alla serata finale di gala uno chef che si chiama Nino Baggio, insomma lo cito, è delle nostre parti di Asolo, un chef molto quotato, ha riproposto il musetto come all'interno dei ravioli, quindi come riempitivo, insomma, dei ravioli, quindi una chiave un po' diversa. Poi c'è un musetto in crosta, ma ognuno lo rilegge. È chiaro che poi la tradizione vuole lessato, insomma, ancora meglio all'interno del gran bollito, insomma, quindi è un mondo che si allarga. Tra l'altro a fine mese nascerà, ho visto proprio, ci hanno informato dalla federazione, nascerà la confraternita del lesso e della salsa Pearà a Verona, là, quindi sì, un mondo senza fine. E il 17 gennaio che succede? Gran cena. 17 gennaio ci sarà la serata principe della nostra confraternita presso la Caneva dei Biagio, dove noi abbiamo sede, che è a Riese. Ci sarà una cena, quindi la degustazione del musetto, doverosamente di casa, insomma, quindi non produzioni industriali, non massificazione di vari produttori locali. E sarà una serata molto dinamica, insomma, non è una classica cena seduti, ma ci si muove, si assaggia, si degusta, si ascolta anche della musica. Ci sarà un duo che si chiama dal nome Dostorieschi, sì, certo. È tutto dire, che canta in dialetto ed è molto simpatico, e verrà premiato il Musetto d'Oro 2019, e stanno arrivando molte richieste di partecipazione, per cui ci sarà molto probabilmente la necessità di fare una sorta di fase a gironi per arrivare alla cinquina di finalisti, perché mi fa molto piacere, chiaramente, mi fa un po' meno piacere il mio fegato, ma questo è un altro discorso. Ma il fatto che l'ingorda confraternita del musetto abbia sede a Riese Pio X è stato casuale, o perché lì c'è una tradizione particolarmente radicata? È casuale, nel senso che noi siamo di Riese, chi è partito con l'idea è di Riese, quindi però a Riese c'è una fortissima tradizione, come in tutta l'area, ad essere sincero, castellana, pedemontana, ma più in generale in tutta la parte trevigiana. Poi cambia un poco con lo spostamento di territorio, per cui noi siamo più legati all'area del trevigiano. A Riese ci sono molte ancora famiglie, per la tradizione di tenere uno o due maiali per famiglia e di tenerli come uso domestico. C'è un progetto dell'ULSS di Treviso, insomma, che è quello delle piccole produzioni locali, che ha cercato di normare per chi produce, poi vende ad amici, insomma, a livello non come prima occupazione, quindi di normare da un punto di vista igienico-sanitario, di dare la possibilità anche di snellire la parte burocratica, per far sì che la parte, insomma, di macellazione domestica diventi una parte integrante del reddito, quindi un'economia di nicchia, di qualità, ma che segue le norme igienico-sanitarie e fiscali, e quindi anche questo è importante da sviluppare. E chi partecipa al nostro evento, per la maggior parte appunto questi piccoli produttori locali che stanno cercando appunto di crescere, di crearsi questa nicchia economica. Nella comunicazione nazionale il periodo natalizio è il periodo principe per Cotechino e Zampone. Sì. Anche per il musetto è quello il periodo top, oppure ci sono altre date? No, diciamo che il musetto si arriva, come per la macellazione domestica, si va dal periodo di primi di novembre fino a fine gennaio, grosso modo. Come 17 gennaio era stato scelto anche non a caso, perché era un po' anche quasi alla fine del periodo di macellazione. Essendo un insaccato che va conservato fresco, che va consumato fresco e ha un periodo di conservazione molto breve, soprattutto
nei tempi antichi, insomma, non c'era la possibilità del sottovuoto, poi ci sono varie modalità anche di conservazione, si può congelare dentro l'acqua, si può cuocere, insomma, adesso c'è la possibilità di consumarlo anche più avanti. È chiaro che è un tipo di prodotto che andando consumato fresco ha il suo periodo di elezione da dicembre a gennaio. Poi è un cibo anche non esattamente proprio adatto ai climi caldi, quindi l'inverno è il momento principale per il consumo, non unico ma principale. L'accompagnamento deputato è Kren verze Sofecai? Allora, qua ci sono varie scuole di pensiero. Io personalmente, per me il musetto deve avere sempre il purè, anche se il purè chiaramente copre un po' il sapore, però il purè, per quanto mi riguarda, il gusto mio, è la sua morte. Chiaramente poi Kren, verze Sofecai, lenticchie, ci sono molte, però queste di solito si va tra queste tre tipi di contorno, e il Kren a chi piace, a me personalmente piace molto, anche perché sgrassa. E va bevuto con un vino rosso frizzante, un lambrusco, un raboso mosso, insomma, che sgrassi un po' la bocca. Lambrusco andiamo fuori chilometri zero. Andiamo fuori chilometri zero, ma noi siamo gente che a favore della contaminazione, insomma. Per concludere, la confraternita, avete anche voi il mantello, paramenti particolari? Abbiamo creato, si chiama paludamento, diciamo, la divisa della confraternita. Ogni confraternita ha una sua divisa, noi abbiamo creato la nostra molto semplice, che è un tabarro nero con il nostro loghetto, poi andremo ad aggiungere un gilet e una cravatta più avanti, e verrà presentato appunto la sera del 17, e presenteremo anche un oggetto di artigianato molto bello, che è il coltello ufficiale da musetto, che ci è stato creato da un artigiano di Riese, donato alla confraternita, adatto proprio al taglio della fetta di musetto. Grazie, allora l'appuntamento è per il 17 di gennaio a Riese, Pio X, provincia di Treviso, per la festa del musetto. Per la festa del musetto, per la quale abbiamo ospitato il presidente della ingorda confraternita del musetto, Matteo Guidolin, anche sindaco del comune di Riese, Pio X, e molto altro. Grazie mille, grazie per l'invito e buona giornata. Al 17 a Riese, Pio X, ci si vede.